Amici bellini, allora andiamo con calma perché qua si rischia di andare a 1001 notte e non dobbiamo andare a 1001 notte, dobbiamo ragionare insieme. Questo sarà un video complicato perché potrei cambiare idea durante l'arco di tutto il video, quindi seguitemi bene e poi mi dite la vostra. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, benvenuto Domenico, semplicemente Domenico, non è sempre Domenico, ma è martedì, lo sapete che è sempre martedì su questo canale e vi invito ad iscrivervi a questo canale perché ne vedremo delle belle. Io credo di poter dire che questi 2-3 giorni che ci aspettano, prima insomma il campionato comincia e poi il mercato finirà più in là. Finirà a fine quando il campionato è già iniziato, però secondo me in questi 2-3 giorni ho l'impressione che qualcosa di più sapremo del futuro del Napoli, perché se è vero che ieri sono rimbalzate un pochino di notizie, insomma chiaramente la notizia di Juan Jesus che le visite mediche, quindi si aspetta solo l'ufficialità, si aspetta solo il tweet, e io nel frattempo ho cercato di informarmi anche con gli amici su Instagram e ho lanciato una storia. Siamo a raccolta i miei amici interisti e romanisti, ma lo cresto un filtro, per chiedere un parere su Juan Jesus. Juan Gesù, come che ricordi avete di questo ragazzo? E mi hanno risposto subito. Caro Valerione, vedi, amico mio, Saverio. ti voglio bene, sei un grande e ti dico il più bel ricordo, visto che me l'hai chiesto, è stato proprio quest'anno quando è andato via da Roma. Male. Bacione Vale. Male proprio. Ciao Valerio, purtroppo il mio non è un bel giudizio, credo che è uno dei giocatori che mi sono stati più antipatici della storia della Roma, soprattutto perché negli ultimi 2 anni si è accollato, anche che non giocava, non voleva andarsene, un po' un parassita. Come giocatore per far quarto difensore centrale è anche buono, anche se è quello il suo ruolo, perché fondamentalmente è scarso. Bello Valerio, un bel giudizio su Juan Jesus, te dico che tra panza e culo sembra un cavallo a dondolo. Se gli metti la mela in bocca è pronto pure per pranzo di Natale. Bocca al lupo e un abbraccio per Juan Jesus, Valerio. Amico mio Valerio, non ci tengo a essere bloccato oppure essere ripudiato dai tuoi amici belli, non ci tengo proprio. Ti auguro soltanto di non scoprire di cosa sia capace di fare sto giocatore. Ecco, ti auguro di non scoprirlo mai. Mamma mia. Allora, Valerio, io che ti dico, Juan Jesus purtroppo non è stato mai un giocatore, è stato sempre mezzo giocatore. Ve lo siete voluti prendere al Napoli? Dai, che sicuramente farà bene. Questo era il grande colpo del Juventus. Ti sono vicino. Molto. Ti capisco. C'è stata molta solidarietà, gli amici interisti e romanisti tra l'altro sono stati carinissimi, c'è sportività, c'è simpatia, c'è un po' di battuta, c'è quel friccicorio anche di fare una battuta e ci sta e mi fa piacere. Siamo andati anche live ieri notte in notturna, chi è iscritto al canale Telegram lo sa, dall'amico Saverio dei romanzi romanisti, e c'erano altri 3 tifosi della Roma. Veramente nessuno, ragazzi, nessuno ha un buon ricordo di Juan Jesus, assolutamente. Cercavo i capitoli, ci facciamo piacere tutto, perché ci dobbiamo far piacere tutto, perché questa è la situazione, perché mi affaccio a guardare le altre squadre, ho seguito un pochino, avevo un po' di tempo a disposizione ieri, ho cercato di guardare le situazioni in casa degli altri. La Roma è l'unica squadra che si può ritenere soddisfatta del mercato, lo stesso Mourinho, insomma, ha detto, ha apprezzato lo sforzo della società. Contemporaneamente vedi l'Inter che, insomma, rinunciare a Lukaku, a Conte, a Hakimi, sono un po' preoccupati. Prendono ovviamente però Dzeko, prendono questo terzino di cui non so, ditemelo voi nei commenti, non lo so pronunciare, che comunque è un terzino importante a destra, Di Marco a sinistra, che comunque è un profilo che io avrei preso ad occhi chiusi.
chiusi, e insomma si muovono, Çalhanoğlu, e insomma si sono mossi per così. Idem il Milan, che perde Donnarumma e Çalhanoğlu, prende comunque un portiere, prende qualcuno, doveva confermare quelli dell'anno scorso. La Juventus finalmente mette il colpo da 35, che però li paga con comodo. Bisogna dire che il Sassuolo sono state molto carini, il prestito lo volete in prestito, va bene, lo pagate l'anno prossimo, no, tra 2 anni, vabbè, ma poi ce li date subito, no, ve li diamo in 5 anni i soldi, va bene, se il ragazzo vuole andare solo alla Juve, di conseguenza il Sassuolo accetta tutto, va benissimo. E poi che c'è? Poi c'è la Lazio, che anche si lamenta un pochino perché non riescono a ufficializzare gli Usai, eccetera eccetera, perché e insomma agli sgoccioli un po' tutte le squadre sono lì a lamentarsi. L'Atalanta non si capisce se sta ancora in bilico a trattenere quelli più forti o a comprarsene dei altri. Insomma, tutti i ricchi piangono, si può dire la verità, tutti gli indebitati piangono, e anche noi. La questione è però adesso capire se noi abbiamo preso Juan Jesus per fare il quarto. Allora io non mi lamento più di tanto, facciamo conto che è una situazione di emergenza, Juan Jesus lo vuoi anche mettere sulla sinistra come terzino, e quindi vabbè, vuol dire che magari mi posso aspettare uno sforzo per il centrocampista di cui numericamente abbiamo bisogno, come abbiamo proprio bisogno. Se invece però le notizie di ieri confermano che l'offerta di Olympiacos è effettivamente vera per Manolas e che c'è un accordo verbale bisogna sempre vedere, perché parrebbe, però la notizia è che si stava intensificando e quindi non si parla più di 18 milioni, quando mai? Dice che a 7 il Napoli ha l'accordo e che il ragazzo ne prenderebbe 2 all'anno fino al 2000 e dispari. Allora un attimo solo, perché ragioniamoci, me lo dite voi nei commenti, perché Manolas non ha avuto un rendimento straordinario e continuo da quando è venuto al Napoli, bisogna dirlo. La coppia Koulibaly-Manolas ci aspettavamo molto di più, va benissimo, però è un giocatore che comunque rappresenta anche personalità, rappresenta comunque un giocatore di esperienza, rappresenta uno che conosce Spalletti, eppure lì bisogna capire, perché se andate a scavare tra gli articoli dell'epoca ci sono stati anche dei litigi tra Spalletti e Manolas. Può essere pure che Spalletti ha detto vai lascialo andare, se vi servono i soldi lasciatelo andare, però un attimo, perché una cosa è sostituire Maksimovic con Juan Jesus, stiamo lì ragazzi, secondo me stiamo lì, perché se un domani un tifoso di un'altra squadra che si prende Maksimovic chiede ai tifosi del Napoli, che gli possiamo dire di Maksimovic? Non cose egregie. Quindi le stesse cose che ci dicono i romanisti e gli interisti di Juan Jesus. Stiamo lì, non può essere peggio di Ruperto, voglio sperare, non può essere peggio di Maksimovic, voglio sperare. Quarto va bene, ma se deve sostituire Manolas non può andare bene. Perché non può andare bene? Perché rimaniamo con Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus, che a quel punto devi recuperare fisicamente, devi vedere come sta e lo devi far rientrare nelle turnazioni, e poi te ne serve un altro. Altrimenti ritorniamo di nuovo al discorso dell'adattare Di Lorenzo come centrale, Zanoli, Malqui, eccetera eccetera. Noi dobbiamo fare un ragionamento serio e logico. Poi sento ancora rimbalzare voci su Emerson Palmieri, quando il Lione pare si sia inserito nella trattativa e offre 20 milioni al Chelsea, e il Chelsea ha detto sì vai, è chiaro, perché recuperano Marcos Alonso, hanno ancora Chilwell, è normale, 20 milioni se li prendono, no? Dopo aver speso tutti quei soldi per Lukaku. Però il Napoli come la pareggia questa offerta di 20 milioni? Dice no, Emerson Palmieri preferirebbe venire in Italia, va benissimo, ma come la pareggi questa cosa? Allora dobbiamo capire se le volontà dei giocatori funzionano nelle trattative, come per esempio si dice per Locatelli voleva solo la Juve, non importa se c'erano offerte più vantaggiose da parte dell'Arsenal, da parte del Liverpool, Locatelli voleva solo la Juve e il Sassuolo si è dovuto piegare. Se Emerson Palmieri vuole solo il Napoli perché vuole rincontrare Spalletti e vuole giocare in Italia, il Chelsea si dovrebbe piegare. Se funziona così il mercato, se così ce lo raccontano, così dovrebbe essere, ma io credo di no, devo
devo dirvi la verità, purtroppo lo sapete, non posso mentirvi, siete la mia community. Io credo che il terzino non è proprio nei programmi del Napoli, assolutamente. Dal momento in cui si sceglie Juan Jesus, che è mancino, l'esperienza di 3,5 e tutti i discorsi che abbiamo fatto su Spalletti, si resta con Zanoli e va pure bene, vi ripeto, va pure bene. Sostituiamo Yusai con Malqui e Zanoli, diciamo, aspettando il ritorno di Gulam, quindi c'hai questi due personaggi che devono dare una mano a Mario Rui lì, e secondo me si dovrebbero pure prendere il posto, perché tra Mario Rui, Malqui, Zanoli e Di Lorenzo io preferisco gli ultimi tre, non mi sembra di dire niente di strano, quindi così, ma lì non si toccherà proprio niente, io non credo proprio, a quel punto tutto dipende da Manolas. Per questo vi dico che in questi 1, 2, 3 giorni si capirà veramente che fine faremo. Continueranno a rincorrersi le notizie su Insigne, non si fermano mai le notizie su Insigne. Pisacane attesa a Milano, no, non si è incontrato con l'Inter assolutamente, quando ma qua ragazzi si aspetta una stagione tremenda, terribile, terribilissima col capitano. Notizie adesso si è parlato, no, ci sarà l'incontro dopo il Venezia, mi sembra di averla sentita già, ci sarà l'incontro a fine campionato, ci sarà l'incontro dopo gli europei, ci sarà l'incontro dopo le vacanze, ci sarà l'incontro dopo il primo allenamento, ci sarà l'incontro dopo le amichevoli, ci sarà l'incontro dopo il Venezia, e poi diremo ci sarà l'incontro dopo il Genoa, ci sarà l'incontro dopo la Juve, ci sarà l'incontro a gennaio, e Yam. Non c'è la volontà, altrimenti ti siedi e fai, altrimenti ti siedi e rompi, non c'è la volontà. Evidentemente questo è l'andazzo di tutte le squadre in Italia, si portano a scadenza i giocatori perché i giocatori si impuntano e non vogliono accettare, e allora si portano a scadenza, non fai la plusvalenza, non fa niente, ma mi devo togliere il peso dell'ingaggio da dosso, così si fa, e la stessa operazione Juan Jesus non ha senso, non è un'operazione alla Napoli, un contratto di un anno di un giocatore di 30 anni è proprio strano, è proprio un'operazione strana, dovrebbe essere un'operazione tappabuchi che il Napoli non fa, perché poi non te lo rivendi, è proprio strano, capito? Prendersi un giocatore che non è stato protagonista di niente negli ultimi 2 anni, è stato lasciato lì a scadenza dalla Roma e nessuno lo voleva e nessuno lo ha voluto, e il Napoli ha proposto un anno e le ha dette sì. È proprio un'operazione stranissima. Speriamo che ci vada tutto bene. Devo riproporre il discorso del mazzo, perché come noi stiamo facendo questi discorsi lo stanno facendo, a dire la verità, tutte le altre squadre, perché tutte le altre squadre, forse tranne la Roma, ripeto, sono tutte scontente e incerte, nel dubbio, a tutte manca qualcosina, tutte si sentono così, la Fiorentina, Vlahovic, eccetera, eccetera. Insomma, qualsiasi squadra si sente in pericolo di perdere i pezzi migliori, Juventus, Ronaldo ovviamente, insomma sono tutti discorsi che valgono un po' per tutti, e quindi quella che avrà più mazzo andrà avanti, e dobbiamo vedere se il Napoli è capace, perché il Napoli di solito col mazzo non ha grande fortuna nell'avere fortuna. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere perché vi siete dimenticati di lasciare il like in questo video, non ho capito, cioè oramai dovrebbe essere una cosa automatica, è uscito il video come tutti i martedì, lasciamo il like e poi ne parliamo, ma io vi capisco, c'è poco da mettere like in questi periodi. Oggi mi direte voi se Manolas è stato confermato o meno, e a quel punto chi viene? Mustafi un'altra volta? Senesi? Qualcuno dice vabbè, se va via Manolas arriva Senesi, là va benissimo, va tutto bene, Koulibaly, Senesi, Rachmani, Juan Jesus, accetto tutto. Improvvisamente avremo 2 mancini e 2 destri, bello così. Ma serve uno che gioca titolare e inamovibile quando Koulibaly se ne va per un mesetto là, già ti mancherà Osimhen, già ti mancherà un ass che ci serve, ti mancherà Gulam che chissà. Ragazzi, vi voglio bene, che vi devo dire? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.